Questo è un braccialetto antidroga dello stupro. Come funziona? Si infila il braccialetto come un normale braccialetto e poi qui c'è il copri per il drink, per il quale c'è lo spazio solamente per la cannuccia. È un attimo il bicchiere in mano, un momento di disattenzione e qualcuno che fa scivolare la droga dello stupro nella bevanda. Molte le denunce arrivate all'associazione Protection for Kids di giovani vittime di violenza. Così Anna Chiara Sarto, presidente della ONG, che compie diverse missioni umanitarie in giro per il mondo, ha deciso di promuovere una campagna proprio in uno dei luoghi simboli del divertimento, ma anche maggiormente a rischio. La giovane e le componenti della sua squadra hanno bussato alla porta della discoteca Playa di Castelfranco, distribuendo i gadget copribicchiere per evitare la droga nei cocktail. Un copribicchiere attaccato ad un braccialetto, si indossa al polso e ha un pezzo di stoffa che serve per coprire il bicchiere con un buco solo per la cannuccia, fondamentale per evitare che qualcuno possa approfittare del caos, della musica e della disattenzione, una serata voluta dai titolari del locale. Si tratta della prima di una serie di iniziative di sensibilizzazione. Una tipica scena da discoteca, ok? Ciao, mi fai un gin tonic per favore? Grazie. Io parlo con la mia